beccato nel backstage il maestro Alberto De Meis a Taglio di Po, Teatro Europa, per un concerto, la seconda volta che viene qua, dopo 2 anni, quindi La ringrazio. cosa ci dobbiamo aspettare questa sera, maestro? Bene, questa sera allora la formula sarà diversa, nel senso che la prima volta che mi sono esibito, questo 2 anni fa, è stato insomma il tipico concerto con un pianista con il quale collaboro attualmente, o meglio, io lavoro in Giappone come musicista, però quando torno in Italia mi avvalgo della collaborazione di questo pianista e in più la formula che sarà stasera invece sarò da solo, però contornato, come può girare magari e può vedere il palco, c'è un maxi schermo sul quale verranno proiettate delle immagini cosa riguardano? Colonne sonore dei film, quindi io partirò da un periodo anni 30, quindi che abbraccerà, non so, Charlie Chaplin, Edith Piaf, per arrivare poi ai giorni nostri. Io per esempio questo progetto ci ho lavorato 3 anni e ne vado veramente fiero perché solo per cercare le immagini che siano poi attinenti a quel momento della musica che sta in non è facile abbinare immagine e musica, quindi immagino questi grandi registi nel fare i film è un gran lavoro. Ecco, lei è conosciuto e famoso per essere un virtuoso del violino. Cosa rappresenta per lei il violino? Il violino, allora dico subito che il violino come approccio è molto ostico, Eh sì, perché tu hai l'archetto, sei un bambino, e già la posizione è scomoda per un bambino che inizia a studiare il violino e non ti dà subito soddisfazione, mentre il pianoforte, come tutti gli altri strumenti, sai che le note sono quelle, se è un do sai che quello è un do, mentre col violino è tutto nero. lo devi trovare. E già quindi l'approccio è. Però la cosa bella del violino, lo posso dire adesso, perché io ho iniziato a studiare, avevo 7 anni, sì, adesso ne ho 58, faccio il violinista, quindi altre cose non faccio. E lo posso ben dire che secondo me è quello strumento che appunto avendolo vicino tu senti le vibrazioni del violino e quindi perché ce l'hai attaccato. Il pianoforte è un corpo distaccato, mentre il violino tu senti e delle volte succede che ti vibra la cassa toracica quando tu suoni, non so, nei bassi, quindi entra a far parte di te. Poi è chiaro, ci vuole amore, lo devi amare, se no è meglio lasciar perdere, secondo me.